Benvenuti a Fabi TG, appuntamento con l'informazione dedicata al mondo dei bancari. Ripercorriamo insieme le ultime notizie del settore del credito e vediamo gli aggiornamenti. Veneto Banca è il segretario generale al coordinamento. Se ci saranno licenziamenti proclameremo lo sciopero generale. Coordinamento Fabi Veneto Banca a confronto con il segretario generale Sileoni, che ha tracciato la linea da seguire di fronte alla preoccupazione per il futuro e alle tante domande senza risposta. Un'unica certezza: non saranno i lavoratori a pagare per le colpe degli ex amministratori, colpe che hanno messo in ginocchio l'istituto, polverizzando i capitali e azzerando il valore delle azioni, da circa 40 euro a 10 centesimi. Chiaro, Sileoni, se ci saranno licenziamenti proclameremo lo sciopero generale perché non possiamo permettere simili precedenti. Il primo a prendere la parola è stato il padrone di casa Giuseppe Algeri, coordinatore Fabi Gruppo Veneto Banca, che ha salutato con riconoscenza la segreteria nazionale, presente con il segretario generale Sileoni e il segretario nazionale Luca Bertinotti. Una partecipazione e una vicinanza gradita in questo momento critico e delicato per l'intero settore, soprattutto per Veneto Banca, che ha visto anche le dimissioni del suo presidente Beniamino Anselmi. Situazione, quella dell'Istituto Veneto e della sua controllata Banca Intermobiliare, descritta nelle relazioni presentate da Giulia Nini della segreteria Fabi Veneto Banca e Fabio Baldini, coordinatore Fabi BIM. Quindi la parola a Sileoni, che dopo aver fatto il punto dell'intero settore bancario ha tracciato la strada da seguire per Veneto Banca. Ci vuole coscienza e realismo. Se non si presenteranno investitori locali, le eventuali fusioni sono un progetto che prenderemo in considerazione, ma solo quando avremo in mano il piano industriale e ci sarà la garanzia dei finanziamenti necessari all'operazione. Sicuramente non consentiremo che la malagestione degli ex amministratori ricada sui lavoratori e al primo licenziamento, come comunicato anche alla stampa, proclameremo lo sciopero generale. Per la Fabi infatti la questione non è solo locale ma nazionale. È importante sottolineare che non si possono far passare precedenti simili che sarebbero pericolosissimi per l'intera categoria. Quando saremo convocati cercheremo di portare a casa prepensionamenti volontari, ha continuato Sileoni, ma parallelamente sarà necessario valutare e monitorare affinché sia presentato un progetto serio per convincere la BCE. Seguito e applaudito, Sileoni ha poi risposto alle domande e osservazioni dei presenti. Tanti dubbi e le domande senza risposta per chi ogni giorno si confronta con i lavoratori. Tenete sempre presente, ha concluso Sileoni, che mai come oggi siamo noi artefici del nostro destino. Bisogna saper prendere anche posizioni scomode, educare i lavoratori e renderli consapevoli, denunciare le situazioni di malagestione, le pressioni commerciali, gli sprechi e non piegarsi a compromessi. Serve coraggio, competenza e una visione realistica della situazione, dei passi da compiere, per non farsi prendere in giro da chi fa solo i suoi interessi. È tutto per questo Fabi TG, arrivederci al prossimo appuntamento con l'informazione dedicata ai bancari. Grazie per l'attenzione e buona serata.